Penso che il contendere con l'amico Vittorio Sgarbi sia anche terminato. Ho visto le sue dichiarazioni successive, prima si parlava di ritiro immediato, poi più meditatamente diceva bene, prendiamo atto che c'è un conflitto attributivo, ma la restituzione dell'opera verrà fatta così come era previsto negli accordi con l'Accademia il 7 agosto, quindi la polemica per quel che mi riguarda è chiusa. Dunque la polemica tutta estiva sul canaletto si è sciolta come un gelato al sole. L'opera Prospettive con portico in mostra al Museo degli Eremitani era già previsto che dovesse essere restituita alle gallerie dell'Accademia di Venezia ad agosto, prima della fine della mostra temporanea all'ombra del canaletto, che terminerà il 17 settembre. Una polemica estiva che ancora una volta ha visto protagonista Vittorio Sgarbi. Il sottosegretario alla cultura sosteneva che ci fossero delle attribuzioni dubbie all'interno della mostra in corso ai musei eremitani, un aspetto che l'assessore alla cultura di Padova Andrea Colasi ha voluto immediatamente chiarire. Non c'è nessun falso al Museo degli Eremitani, voglio tranquillizzare tutti. Si tratta tutt'al più di un problema attributivo che vede alcune studiose, Anna Bozzena da un lato e Federica Spadotto dall'altro, attribuire diversamente alcune opere a Cimaroli, a Zuccarelli o al Guardi. È un problema tra studiose e quindi la questione va ricondotta dentro il giusto binario. La vicenda dunque nasce da dubbi di un'esperta del Settecento su un'opera attribuita al pittore Francesco Guardi, ma si tratta di semplice dialettica tra due esperte d'arte. Per quanto riguarda il canaletto, il dipinto non verrà ritirato, semplicemente era già prevista la restituzione in anticipo. Io credo che l'oggetto del contendere sia questo, una disputa tra studiose, ma di questo si può parlare. Altra cosa è parlare di falsi, che è assolutamente inopportuno e fuori luogo e non appartiene alla tradizione scientifica di questo museo.